Eder, Mac, Pallister. Alle 19:30 di ieri sera, dopo un'intera giornata di ricerche condotte nel canale di Tromello, a pochi chilometri da Garlasco, le operazioni di dragaggio sono state ufficialmente concluse. Gli investigatori, supportati da carabinieri, vigili del fuoco e mezzi idrovori, hanno smontato le attrezzature dopo aver recuperato dal fondale del corso d'acqua diversi oggetti potenzialmente utili all'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Tra i materiali repertati spicca un rinvenimento di particolare rilievo, un martello, compatibile con un attrezzo da lavoro, ritenuto dagli inquirenti un possibile elemento chiave. È infatti l'unico oggetto di cui sia stata accertata la scomparsa dalla villetta subito dopo il delitto. Oltre al martello, sono stati recuperati anche il bracciolo in ferro di una sedia e altri utensili da lavoro. Tutti questi reperti sono stati trovati nel tratto di 300 metri del canale indicato dagli investigatori, proprio dietro la vecchia casa abbandonata che un tempo apparteneva alla nonna delle gemelle K, le cugine di Chiara. È qui che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata gettata l'arma del delitto, un oggetto contundente mai individuato in 17 anni di indagini. La nuova pista, seguita dalla Procura di Pavia, prende corpo attorno alla testimonianza di Marco Muschitta, ex dipendente della SEM, che nel 2007 riferì, salvo poi ritrattare, di aver visto una ragazza bionda in bicicletta con occhiali a mascherina e scarpe bianche con una stella blu impugnare un piedistallo grigio tipo attrezzo da camino con in cima una pigna, mentre si aggirava nella zona tra le 9:30 e le 10 del mattino, un orario compatibile con l'omicidio. Secondo il racconto di Muschitta, quella ragazza avrebbe poi gettato l'oggetto in un corso d'acqua. In un'intervista televisiva recente, un altro super testimone ha affermato di essere a conoscenza di un gesto simile, compiuto da una donna, aggiungendo di aver voluto parlare solo per rispetto verso Chiara, degli altri non mi importa. Il nome fatto da Muschitta è quello di Stefania K, cugina della vittima, ma indagata formalmente né allora né oggi, e al tempo con un alibi ritenuto attendibile. Ma è proprio nella zona retrostante la casa della sua famiglia che ieri gli inquirenti hanno concentrato le ricerche e i risultati sembrano dare peso a quelle vecchie testimonianze. Significativo è anche il fatto che nella villetta di via Pascoli, come ha confermato Rita Preda, la madre di Chiara, non manca alcun attrezzo da camino, mentre si registra invece l'assenza di un martello, fatto che rende il reperto rinvenuto nel canale ancora più rilevante. Secondo l'ingegner Cesare Curti, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, l'oggetto potrebbe essere rimasto sul fondo per anni, protetto dal fango e non disturbato da recenti operazioni di manutenzione, che si erano limitate a tagliare la vegetazione superficiale. Le novità non si limitano al recupero degli oggetti. La Procura ha ordinato nuove perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, attualmente indagato, e di altri suoi amici dell'epoca, Mattia Capra e Roberto Freddi. I tre erano molto legati a Marco Poggi, fratello della vittima. Sono state acquisite copie forensi di telefoni cellulari, sia vecchi sia recenti, computer, agende, blocchi di appunti e diari, tra cui alcuni scritti da Sempio con riflessioni personali su come attrarre le ragazze. I carabinieri si stanno concentrando nuovamente sulla cerchia di amici di Chiara e sul gruppo di giovani che nel 2007 avevano tra i 17 e i 20 anni. I loro nomi compaiono in verbali già redatti nell'ottobre 2008 e sono stati rianalizzati alla luce delle recenti verifiche sui tabulati telefonici. In particolare, si stanno incrociando le celle agganciate il 13 agosto 2007, i messaggi e le chiamate tra Sempio, Capra e Freddi, oltre a un fitto scambio di oltre 200 sms tra Paola K, la cugina di Chiara, e un amico residente a Milano. Proprio in quei messaggi emergerebbero riferimenti inquietanti all'omicidio. Le indagini, insomma, stanno ripercorrendo da capo l'estate del 2007, inclusa la festa in piscina organizzata a fine luglio, pochi giorni prima della tragedia. L'impressione è che una rete di silenzi e omissioni stia iniziando a sgretolarsi e che, a distanza di quasi 18 anni, la verità su quanto accaduto a Chiara Poggi sia finalmente più vicina. In realtà è molto semplice, perché alla fine io ho partecipato a quell'autopsia appunto nel ruolo di preparatore anatomico
per me è finita là, perché io non lavoravo lavoravo per la procura in quel momento. Punto, cioè ero un freelance praticamente, collaboratore di Costantinides, quindi per me quel caso finiva lì in quel momento. Non ho fatto parte del processo, non ho avuto accesso agli atti, non ho seguito neanche sinceramente, anche perché sinceramente questo magari può sembrare un po' brutto, però comunque per me il lavoro, finito il lavoro, semplicemente stacco, preferisco neanche non pensare a queste cose. Certo. Poi i miei hobby, i miei interessi, le mie passioni. Se non che non ho visto neanche io il giornale, mi è arrivato per WhatsApp, mi hanno inoltrato l'articolo del dottor Barisani che spiegava che forse quella frattura poteva essere stata provocata nel momento in cui la salma di Liliana è stata maneggiata magari proprio nel sopralluogo, esattamente sul luogo. Io ho detto, momento, ragazzi, prima che si scateni tutto sto polverone, quelle sono fratture che qui le facciamo, non dico quotidianamente, ma quasi. Aspetta, vado un attimo in procura a spiegare. E poi da questo mio vado un attimo in procura a spiegare, non so come, il giorno dopo mi trovo sui giornali il tecnico che ha confessato l'errore, il tecnico che confessa, no, non ho confessato niente, non ho fatto nessun errore, ma sapendo che appunto se non sei dentro che ci vivi, non puoi saperlo, sono andato in procura semplicemente a spiegare come si causano spesso quelle fratture, che questo è uno di quei casi, semplicemente per essere d'aiuto per le indagini. Punto. Non sono andato a costituirmi o cose che si leggono in giro. Mi dispiace molto perché è stata fraintesa tutta questa storia. In realtà quella frattura è normale ed è stata fatta proprio per preservare poi l'integrità finale del corpo, che è quello che metto sempre al primo posto. Ho fatto un set di attrezzi, ce ne ho fatto più di uno, anche per l'apertura del torace. Io non uso il classico costotomo. Ho ideato io un coltello corto, proprio anche lì per un discorso etico. Cioè, a me veniva i brividi le prime volte che facevo questo lavoro e vedevo sta tenaglia così, per me è indecoroso. Questi coltelli me li facevo io da solo all'inizio, finché ho trovato adesso verrà fuori a catalogo il kit vero e proprio che ho trovato una ditta che ha messo in produzione. Sinceramente non volevo né offendere nessuno, né far arrabbiare nessuno, né screditare nessuno. Semplicemente ho detto questo qua è un dettaglio secondo me importante e c'è un'indagine in corso, è giusto riferirlo a chi sta facendo l'indagine. Punto, né più né meno. Cioè per me era partita così, è finita la giornata, sono tornato a casa, per me era finita là. Il giorno dopo appunto apro internet, mi vedo da tutte le parti, ho preso un colpo. Anche qua invece parlo io da profano perché io non sono medico legale, che non mi si scagli poi contro l'ira dei medici legali, perché io parlo proprio da un punto di vista umano. Secondo me, al di là delle sue ipotesi che siano giuste o sbagliate, non sta a me dirlo. Però chiaramente quando sei un professionista che lavori da decenni in questo campo, qui Trieste era più conosciuto, più rinomato, diciamo, e che proprio a fine carriera, perché non so se era proprio l'ultima autopsia, una delle ultime che ha fatto, diciamo che concluderla così, in questo caos mediatico dove tutti ti danno contro, probabilmente non era il sogno di chiusura della tua carriera. La mia qualifica è operatore tecnico, preparatore anatomico. Sostanzialmente consiste nel supportare o l'anatomopatologo o il medico legale durante il riscontro diagnostico o l'autopsia legale. Quella ovviamente è un'autopsia di tipo medico-legale ordinata dalla procura, quindi fatta presso l'obitorio comunale, hanno messa sul tavolo autoptico e dopo sono arrivato io. Nella pratica, insieme al medico legale si passa all'esame esterno, alle fotografie di rito, ai dettagli se ci sono e poi si comincia con quello che è l'esame autoptico. Prima cosa si fa l'esame della testa, l'encefalo. Si mette un sostegno, un rialzo per tenere sollevata la testa, proprio alla base. Si fanno di nuovo le fotografie, si controlla per eventuali fratture, traumi. Finita la testa si parte con l'esame del corpo. Per poter andare ad analizzare tutti i tessuti del collo, quello che c'è bisogno di fare è bisogno di iperestendere il collo, perché la pelle deve essere completamente tesa come un elastico per poter per piani separare tutti i vari tessuti, cute, sottocute, tessuto adiposo, muscolatura, tutto quanto. Per fare questo il sostegno che prima ci serviva per tenere sollevata la testa viene traslato dietro le spalle, in modo da tenere il petto sollevato e far cadere indietro la testa. Se avessimo avuto a che fare con un soggetto giovane atletico, bastavano pochi centimetri
di tendere indietro la testa, la pelle sarebbe stata tesa e avremmo proceduto normalmente. Se la persona è più anziana, quindi c'è più pelle, più cute che avanza, e come nel caso di Liliana c'è anche l'osteoporosi, per avere la pelle più tesa bisogna fare una trazione maggiore. Secondo luogo, osteoporosi rende la fragilità ossea, che veramente basta niente per provocare queste fratture. Accade spesso ed è una cosa proprio voluta, e adesso sembrerà strano, ma è voluta proprio per un discorso di etica e di rispetto della salma. L'alternativa sarebbe, come che si fa nella maggior parte delle sedi d'Italia, anziché fare un'incisione a Y, che quindi mi consente di avere un taglio molto basso e nel momento in cui vado a fare la ricomposizione posso nasconderlo e poter presentare la salma per il funerale, in altre sedi il taglio viene fatto lungo fino sotto il mento, viene aperto proprio così. Ovviamente non provochi nessuna frattura, ma ovviamente non lo ripresenti più il corpo. Molto basso, molto perché altri basso. magari fanno l'Y lo stesso, ma la fanno comunque altissima e quindi comunque non è presentabile. Sono andato in procura, però il PM non c'era quando sono andato io, quindi mi è stato consigliato comunque di andare a parlare con qualcuno, sono andato a parlare in questura. Poi in questura ho parlato con l'ispettore che seguiva il caso, gli ho spiegato tutto questo che ho spiegato questa faccenda, qua. Poi lui ha spiegato successivamente al PM e io tramite PEC ho messo tutto nero su bianco e inviato alla PEC della procura. Ho detto vado giusto a dare il mio contributo in procura a dire attenzione che questa è una frattura classica da autopsia, per me finiva là, non pensavo adesso che venisse tutto questo, pensavo di dare una mano, ho fatto il mio, cioè pensavo dare proprio un consulto tecnico, che è il mio ruolo tecnico. A casa non c'è neanche l'antenna, guardo solo Netflix, quindi proprio non seguo. Okay? Cioè, guardo qualche film o qualche serie TV raramente, perché comunque faccio altro, suono, mi piace lavorare sul computer, vado in moto, mi interessa. Mi sta molto a cuore, sai cosa? Che si capisca veramente che... Perché la cosa assurda è che io ho basato tutta la mia professione su quello che è l'etica e il rispetto della salma, appunto inventandomi anche gli strumenti per poter mantenere tutto più integro. E finire sui giornali come uno che fa danni o che gli cade il morto è inconcepibile, perché è proprio l'opposto di quello che mi prefigo ogni mattina prima di andare a lavorare. Quindi questo per me. La salma viene posizionata con le spalle qui sopra, le va a coprire interamente, ok? E si può quindi estendere indietro la testa in modo da estendere il collo. Quella volta che abbiamo fatto l'autopsia di Liliana nell'obitorio comunale, avevamo a disposizione solamente il poggiatesta. In teoria serve solo per sollevare la testa per l'esame dell'encefalo. Mentre in quel caso è stato messo sotto le spalle per poter iperestendere il collo. Quindi ti lascio immaginare questa forma con questi spuntoni, e comunque è rigido e duro, cioè qualche vertebra è matematico che si spacchi. Una roba così rigida e appunto con questa forma, premuta dietro la schiena e testa, cioè petto in avanti, testa indietro, una vertebra ci sta. Volevo dire che mi sembra strano che sto qua dopo 3 anni e mezzo appunto venga a raccontare questa storia. Innanzitutto ha detto che è andato in procura, ma l'hanno ascoltato, poi è andato in questura, è indifferente. Lui doveva assolutamente, se appunto ha effettuato questa operazione, diciamo, erronea, perché no, non ho mai sentito che bisogna rompere le ossa per fare un esame autoptico, ecco. E ha detto che lui fa questo per preservare l'integrità del corpo. Boh, mi viene da pensare. E in ogni caso appunto lui doveva subito relazionare il tutto e avvisare i suoi superiori, i quali dovevano appunto andare, penso, in procura, in questura, a dire che è successo questo fatto, essendo appunto il corpo di mia sorella che doveva essere controllato per un'autopsia dopo una scomparsa dovuta a non scomparsa, era un sequestro di persona, non lo so. E allora era già, doveva essere attenzionato meglio. Altra cosa che voglio dire è che è inutile che lui adesso dica no, io volevo dare un contributo
E invece perché non parla anche tutti i suoi... Che contributo voleva dare? Lui già ha effettuato dei film, dei video, perché aveva fatto delle scene pubblicate sui vari social, su YouTube, TikTok, nei quali si fa chiamare Sector Jack e appunto e mostra cose che io spero che un ragazzo giovane, non dico un bambino, che non abbia visto. Ecco. E appunto volevo sapere chi gli ha dato l'autorizzazione a fare appunto questi film in un obitorio che è un luogo, un tempio di sacralità, di riservatezza, riservo delle persone povere morte. Come può appunto dare in pasto al pubblico una cosa privata proprio di mia sorella, tra l'altro? Lui dice appunto, non ho detto di mia sorella nello specifico, io dico come si permette appunto di tu dici di fare in generale, video, però tratta mia sorella e invece con gli articoli che sono usciti sul giornale locale come se fosse un giocattolo, non so, una pezza, ma come si permette? Parla di Liliana, di Lilli, lui la conosceva, lui ha detto che non l'ha mai conosciuta, mai vista. Nell'attacco è stato appunto riscontrato che c'era già questa anomalia, diciamo così, anomalia. Però devo dire che mia sorella purtroppo, che ci sia o no questa anomalia, è stata picchiata brutalmente. Ah certo, ma poi ci sono i colpi. Sono riscontrati certo, i colpi colpi e lo stesso Barisani, il medico appunto di parte di Visentin, in più interviste ha detto no, ci sono dei colpi, delle lesioni che non sono riconducibili a una caduta, bensì sono lesioni causate da terzi. Che forse non portano alla morte, però ci sono queste lesioni. E io anche appunto i filmati nei quali lui ha detto più volte, ha fatto queste affermazioni e dopo ognuno appunto traga le proprie conclusioni. No. La Catania ci dice, sì, pagina 159, che non è possibile isolare la superficie articolare per confermare la presenza della soluzione di continuo. Che ci dice che non vede la frattura, però il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Non è che dice certamente c'è la frattura, dice che non la vede, ma l'ipotesi che ci sia è supportata dalla presenza di questa intaccatura. Questo poi nella narrazione un po' fantasiosa è diventato c'era frattura. Questa valutazione, a mio parere, andava fatta da un radiologo forense. Cavalli, che ha rivisto il tutto, ha confermato che la frattura non c'era nei giorni scorsi, di recente. Che cosa abbiamo fatto noi? Ci siamo avvalsi di una delle maggiori esperte italiane di radiologia forense, che è la dottoressa Claudia Giaconi, che lavora a Pisa e che ha riletto la TAC dell'8, perché a noi interessa quella, soprattutto per dimostrare che prima dell'esame autoptico vi fosse già questa alterazione ossea, e la dottoressa Giaconi, con la sua capacità, ha dimostrato che questa intaccatura è presente anche nella TAC dell'8, quindi precedente all'autopsia, e quindi con buona pace del tecnico che magari potrà rompere nel futuro altre vertebre, ma questa non l'ha rotta lui, se ne faccia una ragione. Ecco. Io non parlerei di fratture e devo dire no, questo è un reperto che evidentemente descrive delle alterazioni ma non sono delle fratture traumatiche. E successivamente la professoressa Cattaneo descrive esclusivamente la lesività di T2 a cui diamo oggi il peso che ha. Quando c'è stata la riesumazione, l'avvocato Cozza mi manda le foto e mi dice: ma Silvia, ma che razza di bara avete scelto? E io sono rimasta di stucco, perché poi vedendo le foto che è la bara da cremazione, io ho detto: ma guarda che nessuno in agenzia
ci ha detto, almeno in quel momento, che bisognava che ci fosse la cassa di zinco. Noi non abbiamo scelto quella bara perché è grezza. Noi abbiamo scelto una bara chiara, lucida. Lei non aveva niente dentro un sacco, messa dentro una scatola di cartone. Allora io mi dico, non solo è stata trattata male quando è stata trovata, quando è stata fatta l'autopsia e anche quando l'hanno sepolta. Ma cosa c'è dietro a questo punto? Perché ci sono troppe incongruenze, troppe cose fatte male. Ricordo benissimo, sono andato a vedere anch'io e l'unica cosa che abbiamo proprio scelto era il colore, perché era una scura, c'erano state 2 bare, una scura e una chiara. E ho detto la chiara, ma io non sapevo appunto come doveva essere fatta dentro. E poi non so se era quella tra l'altro. Dove essere zincata. Io spero appunto che adesso la nuova procura veramente che faccia passi da gigante, perché di dati ne ha tanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.